Ci siamo spostati su un altro tratto di percorso dedicato alla categoria giovanissima, ai più piccoli, perché ci sono anche loro gare di short track. Abbiamo visto la partenza dei 4 bambini promozionali, tra loro anche della Una bici per tutte, Ettore Bartoli, è il più piccolo della famiglia Bartoli, figlio di Mauro, nipote di Michele. Ha preso il via. Insieme a loro abbiamo visto del pedale senese Tommaso Grella, poi abbiamo visto vediamo che della Foligno c'è presente anche Tommaso Luna, Ilaria Di Matteo che sta arrivando ora della Socioclassifica San Lazzaro. Hanno concluso la loro prova veramente tutti, non c'era classifica chiaramente come nelle gare della categoria promozionali, mentre pronti a partire le altre categorie G2, G1. Abbiamo visto lo schieramento, qui vediamo sempre, l'abbiamo ricordato prima, Luca Menichetti con Andrea Ti lo aiuti, abbiamo Federico Micheli, anche a gara Passerina partiti. Intanto sono partiti Francesco Berton e Filippo Colacino per la G2, per la G1 invece Caleca Brando, Francesca Luna e Matteo Piccariello. Questi sono le prime categorie che stiamo vedendo, eccoli, sono partiti con entusiasmo. Ecco, queste sono le più belle veramente, devo dire. Il ciclismo parte da questo, non si dice, ma deve partire da questo, perché è un bellissimo vedere i bambini che partono anche su strada, partono a tutta e arrivano a tutta, non conoscono strategie, niente. La purezza di questo sport è racchiusa proprio in questi bambini incitati. Guardate quanti bambini, poi è chiaro ci sono i genitori che vengono ci sono tanti genitori, ma ci sono anche tanti che vengono chiaramente per vedere, e hanno concluso la loro prova. Quindi ha vinto per la G2 Francesco Berton e Colacino in seconda posizione, mentre pronti a partire la categoria G3. Non ci sarà la categoria G6, quindi dalla G3 sulla G4 e G5 per la conclusione di questo trofeo Massimo Bartoli per i più piccoli. Ricordiamo Massimo, cugino di Michele, di Mauro, fratello di Claudio, che la famiglia Bartoli, abbiamo detto prima, nell'organizzazione della Michele Bartoli Academy, ma soprattutto non solo della Michele Bartoli Academy, ma l'aiuto dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno, la regia un po' anche di Roberto Cecchi, l'aiuto del comune che è stato presente sul posto anche oggi nel giorno della gara, con il sindaco Ferrucci, con l'assessore allo sport del comune di Vicco Pisano Andrea Taccola, che è stato presente. Insomma, queste sono cose che chiaramente fanno piacere. Poi abbiamo detto anche la comunità di Uliveto Terme, che si è unita veramente e si è fortificata in questa manifestazione. Ecco, dicevamo prima del fatto di Roberto Cecchi, eccolo lì a vedere, anche tra l'altro tecnico del fuoristrada in questi 4 anni della presidenza Metti, mentre stiamo vedendo il passaggio subito dopo il traguardo. Guardate, bellissimi questi bambini, danno fondo a tutte le loro veramente energie per cercare di abbiamo visto della Butese, Francesco Brucini che stava guidando, mentre passa ora abbiamo visto Azzurra Guerrieri della Costa Etrusca. Eccolo qui Brucini che sta arrivando in questo momento, chiude anche della Coltano Grube, vediamo, eccolo chiudere in questo momento, deve essere Grandi, vediamo, intanto della Una bici per tutti chiude anche Lorenzo Fatticcioni, mentre della Foligno, eccola arrivare Roberta Luna, l'altra atleta al femminile, che chiude in questo momento, e siamo alla categoria G4. E anche qui abbiamo visto in prima fila molto numerosa questa gara, questa categoria, però eccolo qui Andrea Goti pronto a dare il via, Michele Bartoli con Francesco Chicchi, partiti anche questi bambini, G4, dicevamo
Tanto sono le maglie del team Val di Nievole a prendere. Una caduta alla prima curva. Però era Dario Piccariello che è caduto alla prima curva, non si è fatto niente, è risalito in bicicletta. Anche in questa categoria c'è un Bartoli, Cristian Bartoli, figlio di Claudio. Intanto abbiamo visto Mauro correre subito a cercare di dare assistenza al ragazzino del team Val di Nievole, ovvero abbiamo detto prima Dario Piccariello, che è caduto alla prima curva. Qui si poteva scegliere se usare la bici da cross o da mountain bike. Per Dario veramente sempre in movimento, un tornado, ha scelto di usare la bicicletta da cross. Intanto a guidare era Lorenzo Milani della formazione sempre del team Val di Nievole a guidare la corsa. Abbiamo visto anche del San Lazzaro Samuele Di Matteo, mentre passa ora Marco Lunardi sempre del team Val di Nievole. Poi il duo della Costa Etrusca e anche Cristian Bartoli. Il duo della Costa Etrusca era Tommaso Colacino e Alessandro Giannini, mentre ed eccolo qui Dario Piccariello che passa in questo momento al passaggio. Ed eccoli, vediamo con Milani davanti a Di Matteo, quindi Lorenzo Milani, Samuele Di Matteo, arriva ora Marco Santelunardi della formazione del team Val di Nievole, chiude anche lui. Poi eccoli che arrivano i due della formazione, come detto, con Cristian Bartoli a chiudere questo terzetto con Colacino Giannini, e poi arriva un bravissimo, nonostante veramente tutto, anche lui, per il coraggio di usare anche la bici da cross, Dario Piccariello. E siamo giunti all'ultima categoria di questa qui. Vediamo Michele pronto a guardare con quegli occhi i bambini di questa categoria G5 che sta per partire. Anche qui una categoria abbastanza corposa, e sono anche presi il via in questa ultima batteria di giornata. Abbiamo visto Ginevra Cristofani della Butesi chiudere questo momento il drappello. Sono le maglie dell'Appenninico 1907. Abbiamo visto il neopresidente Tommaso Quartani, che ha preso la presidenza della società di Borgo San Lorenzo recentemente. Come sempre il ciclismo si sta cercando volti nuovi. Tommaso Quartani è stato anche nello staff del team Franco Ballerini, al fianco di Andrea Bardelli quando c'era la categoria Under 23 qualche anno fa, quando Veliko Stonic vinse a Viareggio la Firenze Mare qualche anno fa, e poi passato al professionismo. Intanto stiamo vedendo proprio le maglie dell'Appenninico 1900 sempre guidate. Con loro viaggia un corridore del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli, Lorenzo Cantini. Passa ora Bolognesi, invece Mattia Bolognesi da Coltano Grube Costruzioni. Poi questa è Camilla Mannucci della San Miniato Ciclismo, e passa anche Ginevra Cristofani della formazione della Buttese in questo momento. Venuto anche a fare un saluto, prima c'era anche presente anche Nieri, Alessio Nieri, ex professionista della Bardiani, e abbiamo visto anche Gabriele Arzilli, figlio di Fabrizio Arzilli, anche lui passato da corridore. È caduta per Lorenzo Cantini, peccato veramente per questa caduta che gli fa perdere le ruote dei primi due atleti della Appenninico 1907. Vediamo che anche i due giudici di gara, stiamo vedendo che stanno dando le indicazioni per quello che riguarda. Stiamo provando a rientrare Cantini, ma ormai siamo veramente nel finale di corsa per questo trofeo. Massimo Bartoli che chiuderà questa gara di short track. Intanto passano ora Bolognesi con Federico Luna della Foligno Cycling Team, che tra l'altro dobbiamo dire una bella manifestazione, che abbiamo visto atleti addirittura provenienti da altre regioni, quindi venire da fuori regione a correre. Intanto chiude Velai che vince davanti al compagno Andrea Fabbri. Poi chiude ora in questo momento Lorenzo Cantini del Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli. Sta arrivando ora Camilla Mannucci della formazione della San Miniato Ciclismo, e poi dovrebbe essere la Cristofani che chiuderà la propria prova della Butese. Con queste immagini noi vi lasciamo alle interviste e poi riprenderemo. Siamo con il sindaco di Vico Pisano, Matteo Ferrucci, qui a Uliveto Terme per questa gara di ciclocross che assegna anche il titolo toscano. Un grande impegno anche da parte vostra, insieme ovviamente a quella che è la famiglia Bartoli, a Roberto Cecchi, che anche quest'anno, l'anno scorso era stata la cronoscalata, quest'anno il ciclocross, però sempre vicino al ciclismo.
Sì, il merito è loro, non è nostro, potrei dirlo, fare il bello, il merito è tutto loro, perché noi mettiamo a disposizione, secondo me, una bella struttura, un bel territorio, so che la gente sta apprezzando anche il posto, il luogo, eccetera, si spera che cresca ancora, però il merito è veramente tutto loro, ragazzi meravigliosi che da sempre tengono alto il nome del ciclismo anche nel nostro territorio, e soprattutto per noi è un vanto, poi sono amici, sono persone sempre al pezzo, quindi tanto di cappello. Non è facile però tante volte riuscire a mettere d'accordo le amministrazioni comunali con quello che è il ciclismo, con i vari permessi e tutto. A noi ci sembra che dall'anno scorso, quest'anno riconfermato, che la sinergia tra voi, poi come detto, tra quella che è la famiglia Bartoli, Roberto Cecchi e soprattutto con il ciclismo non avete avuto problemi. Poi lo dico con molta sincerità, noi facciamo tanti eventi anche sportivi sul territorio, stiamo diventando famosi per essere un territorio abbastanza vivo, un comune in tutte le frazioni, ma mai, loro sono professionisti, quindi vengono, fanno tutto loro, la mattina si svegliano loro, sono molto bravi sui permessi, c'è stato un pochino di problemi perché qui è un posto nuovo, anche con la proprietà, è molta proprietà privata, quindi noi bisogna facilitare e a volte imporsi un po', ma veramente fossero tutte così le associazioni per noi sarebbe una pacchia. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Vico Pisano, Andrea Taccola, qui ovviamente in una delle tante zone come quella di Uliveto Terme, che è una delle zone più belle veramente, possiamo dire, sul territorio, una sinergia con il ciclismo che dopo quella già dell'anno scorso della cronoscalata, insieme ovviamente alla famiglia Bartoli e a Roberto Cecchi, portata avanti. Sì, senza dubbio la famiglia Bartoli e Roberto Cecchio per noi sono molto trascinanti. Quando hanno individuato questa zona, secondo me non sono di parte, ma è bellissima, si presta molto anche al cicloturismo e si presta molto anche poi in questo caso per le premiazioni, per l'accogliere insomma tutto l'ambiente del ciclismo. E speriamo che questo sia un trampolino di lancio, noi ci lavoriamo per organizzare altre cose, per magari organizzare qualcosa anche su strada, soprattutto a livello giovanile. Qua dintorno si potrebbe anche, volendo, creare, noi nel nostro programma elettorale abbiamo messo una ciclopista per i ragazzi e vedere insomma di incentivare il ciclismo in generale giovanile. Anche perché il ciclismo è uno sport che va su strada e si cerca di sensibilizzare sempre di più, no? Quella che è la sicurezza. Quello che ha detto lei ovviamente è una cosa molto importante che voi vi siete posti. Quindi. Sì, io poi personalmente a me il ciclismo piace moltissimo, per cui dico sempre che parlo con i genitori dei ragazzi che fanno sport in generale, preferiscono mandare magari il figlio in un campo fangoso ma al sicuro che mandarlo per strada a correre in bici. Ecco, questo è un incentivo che noi proviamo a dare al ciclismo, non è detto, però proviamo a bussare alla regione, a bussare dove dobbiamo bussare e cercare di trovare insomma, i fondi per poter realizzare questo sogno che ormai è da un po' che l'abbiamo nella testa. E insieme a Bartoli ci si potrebbe riuscire grazie anche a Giuseppe Cecchi, come ho detto prima, perché è un motivatore forte anche Giuseppe.